È veramente un momento abbastanza strano e particolare, direi, perché a monte di una quantità di lavoro, perché tutte le nostre imprese sono veramente sature di lavoro, c'è una difficoltà enorme perché non riusciamo a realizzare queste opere. I nostri materiali stanno aumentando giorno dopo giorno, non abbiamo fornitori che riescono a tener fede ai preventivi che ci danno, ci dicono: se vuoi il materiale oggi questo è il costo, ma la settimana prossima non so, quindi andremo a vedere. E poi il secondo enorme problema, c'è la difficoltà di reperire il materiale. Queste sono due condizioni, ahimè, che ci mettono in fortissima difficoltà nei confronti dei committenti, siano essi pubblici, siano essi privati. Nei cantieri pubblici, dove le opere sono in effetti già partite, c'è la difficoltà dell'adeguamento dei costi, quindi noi staremo a chiedere anche l'abbattimento e la non applicabilità dell'articolo 1664 al secondo comma, che non prevede la revisione dei costi. Nel lavoro privato, qua si tratta di negoziare un attimino di più, però è ovvio che anche il privato, che aveva una disponibilità di X euro e si trova a dover sostenere costi che a volte diventano veramente importanti, con aumenti del 30-40%, si vedono costretti a rinunciare all'opera o a ridurne la quantità, mettendo in dubbio anche la buona riuscita del cantiere stesso. I cantieri che non sono partiti, questi è un altro concetto, perché io ritengo che questi non partano addirittura, perché è meglio per talune imprese perdere quello che era l'onere della polizza fideiussoria, perché è meglio perdere quella che perdere la maggior quantità di denaro che sarebbe necessario investire per dare finito l'opera. E quindi tutto sommato si va a finire col dire che è meglio fermarsi ora piuttosto che per sempre, perché noi non possiamo essere orfani di una politica che non ci ascolti e che non ci veda, perché da soli ovviamente queste problematiche non riusciamo a risolvere. E poi mi appellerei anche al concetto del buon senso, perché c'è il dovere di cooperazione per il buon risultato dell'opera stessa, quindi ci deve essere tra impresa appaltatrice ed appaltatore una sorta di comunione affinché queste cose possano essere risolte. Ecco, questi sarebbero anche questi, dico io, segnali che ci potrebbero aiutare per lavorare meglio insieme.